formazione di studi e professionale sulla legalità, abbiamo parlato di piccola e media impresa e sempre chi arriverà ha anche un'esperienza maturata in tal senso, come ha raccolto assieme a noi tutti le firme per tutelare l'ambiente dallo scempio di chi vuole arricchirsi alle spalle dell'ambiente. Abbiamo parlato di buona amministrazione appena ora e abbiamo chi ha preso questa segreteria nazionale per condurre Italia dei Valori a essere partito di governo, che è già stato sindaco da questo punto di vista e ha avuto da Graham Watson dall'Europa l'augurio e l'auspicio per far sì che Italia dei Valori abbia un ruolo importante all'interno della politica italiana. Allora le chiusure, dopo 2 giornate impegnative sul tema lavoro, una ricchezza di contenuti, con questa partecipazione vostra qui a San Sepolcro e di chi ci sta seguendo in streaming, lascio la parola al segretario nazionale Ignazio Messina, che credo meriti tutto il nostro calore, l'entusiasmo e il sostegno qua e fuori di qua. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai che ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio. Non 1, non 10, non 100, 1000 passi. Noi dobbiamo farne 1000 di passi, perché credo che sia fondamentale. Mi è dispiaciuto dover solo ascoltare in quest'ultimo dibattito, sarei voluto intervenire, no? Però intervengo adesso, non avrò la ottima Fusari che mi può interrompere, per cui dirò liberamente, ma in molto positivo quello che è accaduto. Una battuta: si può partire dai comuni? Si può partire dalle buone esperienze territoriali? Certamente sì, certamente sì. Guardate che il limite è stato proprio questo, che il livello nazionale non ha capito che si era scollegato totalmente dal Paese. Non ha preso in considerazione il fatto che in tanti comuni, in tante province, in tante regioni si governava insieme, con un progetto. Non esiste una regione delle larghe intese, ci sarà un motivo. Non esiste un comune delle larghe intese, ci sarà un motivo. Perché nel momento in cui ti devi occupare di problemi concreti, se devi decidere se fare un inceneritore o non farlo, se chiudere al traffico una strada o non farla, se privatizzare i servizi o renderli pubblici, e questa è una scelta politica che non ammette larghe intese, perché o uno o l'altro. E non solo, lì c'hai il suffragio, i cittadini che devono dirti se le tue scelte sono corrette oppure no, perché ti devono votare, devono scegliere, ti devono indicare, scrivere, devono dire chi li deve amministrare. A livello nazionale accade l'esatto contrario, i cittadini non scelgono, sono stati espropriati del diritto di voto da un porcellum di cui tutti lo vogliono cambiare, no? Perché credo che il vero problema sia proprio questo. L'istigazione alle larghe intese è il porcellum, è un animale strano, ha una finalità, istiga le larghe intese, perché vedete che ogni volta che si è votato col porcellum è finita sempre così, sempre così. O è saltato il governo legittimo che aveva vinto, o al contrario si sono messi tutti insieme per non decidere. E allora a partire dal territorio sì, noi l'abbiamo detto in tutti i modi, quando si è fatta la scelta scellerata di fare selezione, no? Abbiamo detto: ma tu cosa sei? Asservito? Vuoi pensare? No, guarda, non pensare troppo, stai fuori. Io sono forte, no, sono fortissimo. Io ho dalla mia parte dei sondaggi che mi dicono che anche se vado da solo o anche se non esco nemmeno di casa vinco, anzi stravinco. E avete visto com'è finita? Che non si è vinto, qualcuno dice non si è perso, a me sembra che a perdere siano stati i cittadini, che è il problema più importante. Perché quando perde il Paese perdiamo tutti. Non c'è un partito, io ho apprezzato il senso.
Andiamo oltre i recinti, gli steccati, devi dialogare. E anche ieri è venuto fuori un messaggio: basta cesoie, basta barriere, costruiamo ponti. Guardate, è una scelta di campo, è una scelta di campo. Noi dobbiamo decidere, perché oggi è una giornata importante. Noi oggi dobbiamo decidere cosa vogliamo fare da grandi, perché grandi ci diventiamo, state tranquilli. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ti può capitare un raffreddore, un'influenza, però ci sono medici bravi, ti curano e noi siamo i medici, Noi tutti, i medici, siamo noi all'interno delle istituzioni, siamo noi che non siamo nelle istituzioni, ma aiutiamo chi sta nelle istituzioni a far bene. Siamo tutti, perché non solo va bene gli amministratori, ma gli amministratori senza i supporter, senza i protagonisti della vita, senza quelli che stanno lì sul territorio, il rappresentante istituzionale non può fare niente, rappresenta se stesso e basta, il porcellum sostanzialmente, appena si scollega è un porcellum di fatto, no? E allora credo che noi dobbiamo fare una scelta di campo. Io ho parlato ieri con i giovani, ho fatto una riunione con le donne, devo dirvelo con franchezza, con chiarezza, io mi auguro spero che venga accolta positivamente, però il mio obiettivo non è avere steccati interni. Il mondo giovani, il mondo donne. Io credo che giovani, donne, anziani, meno giovani, chiamiamoli come vogliamo, debbano contribuire tutti. Poi è chiaro che ognuno ha le sue peculiarità, ci mancherebbe altro, e su quelle dobbiamo lavorare per valorizzare le esperienze. Quello certamente sì. Con questo non voglio dire che così ci siamo levati un problema, tutt'altro, dico è una risorsa e va valorizzata. Però credo che noi dobbiamo lavorare tutti insieme a costruire il nostro futuro. E il futuro lo scegli. Puoi vivere un futuro ai margini, dove testimoniare qualcosa che non nascerà mai. Puoi vivere un futuro delle idee, del confronto, un futuro che mira indipendentemente dalle tue dimensioni, perché le idee non hanno dimensioni. Una buona idea diventa grande perché è buona, non perché chi l'ha detta era grande, perché se capita buona, chi ha inventato le cose più importanti dell'ultimo secolo? Perfetti sconosciuti, non grandi scienziati, no? E però quell'idea è diventata grande perché era buona. Parlo dei social, di tutto quello che è accaduto. Chi sono gli inventori? Chi li conosceva? Ragazzi, giovani, ma hanno avuto un'idea e quindi era grande l'idea, non era grande chi aveva messo a punto l'idea. E allora noi questo dobbiamo fare in modo di essere quei giovani, quelle menti fresche, quel pungolo, quel contributo che porta la buona idea nella politica italiana. E lo devi fare con chi queste idee vuoi portare avanti, cioè, aiutando. Attenzione, non condividendo tutto, questo ci mancherebbe altro, io non vorrei essere frainteso. Ho detto con chiarezza no, io ringrazio il segretario Epifani che ci ha portato 2 volte i saluti, no? Perché ieri, poi tutte donne, avete visto, questo è anche positivo. E ieri la senatrice Matesini, oggi la Presidente della Regione Umbria. Tutte e 2 hanno detto la stessa cosa, lo stesso messaggio. È un messaggio. Con questo non vuol dire che noi intendiamo asservirci a qualcuno. Italia dei Valori è libera e noi abbiamo liberato il gabbiano. Se avete visto, nel simbolo precedente, lo dicevo anche ieri, c'era il cerchio che chiudeva il gabbiano dentro. Noi invece stavolta il cerchio l'abbiamo tolto e il gabbiano l'abbiamo fatto volare, a dimostrazione che questo dobbiamo essere coloro i quali hanno la capacità di volare. Questo dobbiamo fare. L'Italia dei Valori, io lo chiedo a tutti voi, poi dirò alla fine cosa ne penso, ha la capacità di volare? Vuole volare? O vuole rimanere per terra senza poter dire nulla di buono? Soltanto a bivaccare o a cercare di sopravvivere? Io non voglio essere il segretario della sopravvivenza. Non sono interessato. A me interessa dare una mano a volare. A volare rasoterra.
con Antonio non funziona, quello non è volare, rasoterra non voli, cioè, quindi questo. E allora vi dicevo una cosa fondamentale, la legge elettorale, ne parlava qualcuno, cioè associare la legge elettorale alla riforma costituzionale, l'ho accennato anche ieri, che senso ha? Noi siamo stati 5 anni in Parlamento, 5 anni, e abbiamo raccolto 1.200.000 firme, abbiamo tentato di cambiare questa schifezza, 5 anni, non si è sciolto nemmeno anticipato quello precedente. Avete visto cambiare il Porcellum? No, noi eravamo noi la maggioranza e noi ce l'abbiamo messa tutta. No, abbiamo iniziato, e devo dire, anche dal Presidente della Repubblica, al di là di ogni cosa, veniva ogni settimana un invito a cambiare la legge. No? Vi ricordate? Fate la legge, fate la legge. Assolutamente. Nessuno a fare la legge elettorale. Ha iniziato la nuova esperienza, legge elettorale, nessuno la fa. Tutti la vogliono cambiare, nessuno la fa. Aveva ragione la Presidente Marini quando diceva sul territorio scegli, i segretari hanno nominato i fedeli, non è possibile, io voglio, ecco il gabbiano che vola, credo che noi voliamo se avremo rappresentanti liberi, non fedeli, perché i rappresentanti fedeli, attenzione, ho detto fedeli non corretti, perché noi vogliamo rappresentanti corretti, questo sia chiaro, quindi leali, corretti, ma che possano esprimere la loro opinione, non che esprimano solo soggezione o subordinazione. Cioè quando il capo dice una cosa che non va, chi gli vuole bene glielo dice. Chi non glielo dice non gli vuole bene. E questo è il tema dei nostri rappresentanti. E allora cambiare la legge elettorale, noi dobbiamo fare delle proposte, perché noi vogliamo lanciare ponti, ma sui ponti chi attraversa deve portare sulle spalle l'idea. E allora sul ponte, perché andare dall'altra parte del ponte, ma alla fine arrivare vuoti, o dall'altra parte trovare qualcuno che dice ma guarda, comunque quello che mi porti non mi interessa, evidentemente non funziona. E allora un primo carico da portare in questo ponte, perché noi il dialogo lo continueremo, io lo continuerò fino a quando non si sarà verificata una cosa straordinaria nel nostro Paese. Avremo votato e avremo un governo diverso da quello del centrodestra, che sia fondato sulla legalità, sulla questione morale e sulla difesa dei più deboli. Noi non ci arrendiamo. E dall'altra parte del ponte noi dobbiamo portare la legge elettorale, spiegando ai nostri futuri alleati che non c'è bisogno di fare una riforma costituzionale per fare una legge elettorale. Non c'è bisogno, perché quello comporta tempi, maggioranze particolari, iter burocratici eccessivi. Noi abbiamo bisogno di legge elettorale subito, perché io non vorrei che la tentazione di qualcuno, e sono convinto che qualcuno questa tentazione ce l'ha, utilizzi l'alibi della legge elettorale associata alla riforma costituzionale per prendere tempo e galleggiare. Questo è il fatto. E allora noi dall'altra parte del ponte dobbiamo portare la nostra legge elettorale, dicendo innanzitutto via il Porcellum, restituiamo la parola ai cittadini in maniera tale che si possano liberare dal gioco degli apparati, perché il Porcellum è la legge dell'apparato, cioè quello è. Cioè, se in 10 segretari nazionali di partiti o in 100 componenti di apparati di partiti possono nominarne 1000, è la legge dell'apparato, non del cittadino. Noi questo vogliamo fare ed è questo primo passaggio. Io parlerò anche di cose concrete e quindi rischio anche un po' di annoiare, però queste giornate, vedete, la formula a me è piaciuta, non so voi, poi magari un altro anno decideremo di rivederla o di cambiarla. Ma questo fatto di dire fai l'apertura politica, parli, dici quello che vuoi, poi invece comincia a parlare di temi concreti, perché qualcuno nel dibattito precedente, chi amministra, lo sa, la filosofia è bella, ma quando impatti col problema o c'hai la soluzione o il problema non si risolve. E allora il tema vero è quello, parliamo di politica, di quello che vorremmo, ma mettiamoci dentro il contenuto, le idee, e questo noi dobbiamo fare. In questa formula sono venute fuori dalle tavole rotonde che abbiamo fatto delle cose veramente interessanti e delle proposte, quel carico che dobbiamo portare al di là del ponte. E innanzitutto quello che riguarda le riforme costituzionali.
40 piccoli saggi che devono cambiare una Costituzione, io credo che siano una violazione dei nostri principi costituzionali. Io lo ribadisco, saremo in piazza il 12, ma perché noi non andiamo in piazza del 12, perché io poi, ecco, ben venga chi viene in piazza del 12, per l'amor di Dio. Però noi c'eravamo anche l'11, il 10, il 9, l'8, c'eravamo anche gli altri anni, anche quando eravamo in Parlamento difendevamo la Costituzione, perché non vorrei che poi alla fine, sempre più siamo meglio è, ci mancherebbe altro, ma non vorrei che poi alla fine ci sono anche i difensori della Costituzione per convenienza, perché poi capita anche questa cosa. Quindi allora, che siano difensori della Costituzione convinti, come noi lo siamo stati. E da questo punto di vista noi diciamo no alla modifica della Carta Costituzionale, con forza e determinazione. Non c'è bisogno di cambiarla. O meglio, 2 modifiche sostanziali io le farei, ma sono semplici. Le avevo anche accennato. Articolo 56, lo portiamo dall'altra parte. Quindi ognuno, vedete quante cose da portare dall'altra parte? Quindi ci vogliamo tutti, perché io da solo non ci riesco, quindi ognuno di noi ne porti un pezzo. 56, 57, 59. Numero dei deputati, dei senatori e senatori a vita. Ecco, facilissimo. Metà deputati, metà senatori, niente senatori a vita. Ci sono altre onorificenze nel nostro Paese, ci sono altre e altissime onorificenze nel nostro Paese. Non esiste un altro Paese al mondo che abbia senatori a vita. Non esiste, gli danno grandissime onorificenze in tutti i paesi del mondo, di cui chi riceve quelle onorificenze è orgoglioso e le tramanda ai figli, ai nipoti, alle generazioni future. Io credo che, tra l'altro, devo dirlo, al posto di un nominato senatore a vita in un contesto politico di questo tipo non è che ne sarei molto orgoglioso, obiettivamente, no? In un Parlamento del genere, per cui alla fine nemmeno più di tanto, magari un'importante onorificenza, cioè che un Nobel diventi senatore a vita, io non so chi ci guadagna di più e se per il Nobel sia un'onorificenza diventare senatore a vita in questo momento, soprattutto di crisi delle istituzioni del nostro Paese. La seconda riforma, io credo che la Costituzione sia dei cittadini. Noi l'abbiamo messo, bandiera italiana non è campanile, è Costituzione. E per riformare la Costituzione c'è bisogno di una maggioranza qualificata e c'è una possibilità di sottoporla al referendum. Ecco, io per esempio una riforma costituzionale che vi sottopongo e che proporrei è non la facoltà, l'obbligo del referendum. È una rivoluzione, perché noi diciamo sostanzialmente ai cittadini che ci possono essere i legislatori, che sono deputati a cambiare la norma, ma ci vuole il vaglio dei cittadini che devono pronunziarsi su quella norma. Quindi sì alla modifica costituzionale solo se sottoposta al referendum popolare. Queste 2 modifiche sono. Per il resto la Costituzione va tranquillamente approvata. Sono venute ieri alcune proposte fuori, per essere concreti, perché noi dobbiamo fare le proposte, farle a costo zero anche, oppure, se vogliamo essere seri, trovare i soldi per fare le cose, perché molti c'è la disoccupazione, diamo più soldi ai disoccupati, e però dove prendiamo i soldi? Allora noi dobbiamo essere seri, perché questo fa un partito che vuole essere un partito di governo e non un partito, o meglio, non so che. Pisanello ieri, Lusano, ha detto c'è una cosa a costo zero che tutela la Costituzione, o meglio i diritti costituzionali dei giovani universitari che essendo fuori sede non possono esercitare il diritto di voto, perché non gli danno i soldi per tornare, perché hanno disagi enormi a farlo, e per cui essendo fuori sede, nel momento in cui si vota non possono votare. La possibilità di votare è prevista dalla nostra Costituzione, è un diritto sancito dall'articolo 48 della nostra Costituzione. Una proposta, un disegno di legge di iniziativa popolare, per dire all'1,59% della popolazione, a 800.000 studenti, perché di questo parliamo, perché gli studenti fuori sede sono 800.000, per restituire la libertà e il diritto di voto a costo zero. Noi diciamo che possono votare nel luogo dove sono e dove svolgono gli studi. Non c'è un costo.
Questo lo facciamo portare ai giovani dall'altra parte del ponte. Caterina, anche lì diritto costituzionale, perché io ho chiesto a ognuno di loro di fare una proposta concreta. Caterina vuol parlare di 2 milioni di lavoratori a costo zero. Cioè, immaginate un po'. Cioè, vedete, per fare le riforme non è detto che ci sia per forza bisogno di soldi, per poi farsi dire, guarda, siccome non ci sono i soldi non si fa la riforma. 2 milioni di lavoratori, prevalentemente donne, sono sottoposte all'umiliazione della firma delle dimissioni in bianco. E la maggior parte sono donne, ovviamente, nel nostro paese. Era stata fatta una legge, governo Prodi, la 188 del 2007, che prevedeva che queste dimissioni in bianco non si potessero firmare, per cui c'erano dei moduli che scadevano ogni 15 giorni. E quindi se tu avevi firmato poteva essere al massimo 15 giorni prima. Bene, è arrivato Sacconi nel governo Berlusconi, l'ha eliminato. Poi è arrivato la Fornero, la definiva Maurizio Zipponi, la definiva il coccodrillo, perché è riuscita a piangere anche in situazioni che forse è meglio evitare. Lasciamo perdere, perché dovevano piangere quelli che subivano le sue leggi, non lei, obiettivamente. Ditemi voi, quando le donne dell'Italia dei Valori porteranno dall'altra parte del ponte il ripristino della 188 del 2007, cosa costa? Non costa niente e non ci vuole nemmeno tempo per realizzarla. Avremo tutelato i diritti di 2 milioni di lavoratori. 2 piccole cose. Io sto parlando di programmi, di progetti, di quello che dobbiamo fare, perché non vogliamo fare filosofia, l'abbiamo sempre fatto. E certe volte abbiamo preso anche le botte per questo, perché forse abbiamo fatto troppo in momenti in cui qualcuno ci chiedeva di fare meno. E poi c'è il dramma, e da questo parte il nostro progetto di sviluppo del Paese, nord-sud, Lelli, Zipponi, quelli che si sono qui sul palco avvicendati, hanno parlato del problema dei problemi. Non è un caso, 5 volte lavoro. Cioè da dire 1000 volte lavoro, non 5 volte, è troppo poco. 1000 volte lavoro, anche perché chi dovrebbe creare le condizioni per farlo fa finta di non capirlo. Cioè, io ho sentito le dichiarazioni del Presidente del Consiglio ieri, perché però ci sono tante feste e quindi girano tutti, no? Il Presidente del Consiglio ieri che cosa ha detto? Se si apre la crisi di governo, attenzione, si paga l'IMU. Vabbè, e allora quindi abbiamo deciso che ti teniamo in piedi perché così non paghiamo l'IMU, però ci becchiamo la service tax. Ma che c'entra? Voi vi ricordate c'era il film Johnny Stecchino, no? A Palermo il problema era il traffico, no? E quindi sostanzialmente qui non facciamo altro che avanti e indietro con stimo, te lo do, te lo tolgo, te lo do, e tutto rimane fermo perché dobbiamo fare l'IMU. Il problema è il lavoro, ovviamente, cioè creare condizioni di lavoro e trovare i soldi per poter fare in modo che queste condizioni diventino operative. E allora noi presenteremo questa sorta, non di manuale, perché il manuale serve per insegnare, qui sono cose concrete da fare, e lo presenteremo nelle piazze, tra la gente, perché questo che dobbiamo fare, noi dobbiamo riconquistare la piazza, ma non perché abbiamo bisogno di conquistarla per prendere spazio, ma perché abbiamo bisogno di parlare, e fino a quando i media non ci daranno la possibilità di parlare, noi dobbiamo parlare alla gente direttamente, dobbiamo riscoprire il porta a porta, non porta a porta, non porta a porta. Poi se magari qualche volta qualche media ritiene che c'è di pensare che c'è anche qualcuno che ha una buona idea, indipendentemente dal fatto che si chiami Italia dei Valori o si chiami in un altro modo, e vuol parlare di buone idee anziché parlare di pessime notizie o di scandali, noi siamo a disposizione. Ecco, io devo dirvi, d'ora in poi, qualora dovesse capitare, consiglierei a tutti di non partecipare a trasmissioni televisive o altre cose dove si parla di scandali, dove si parla di cose di questo genere. Noi vogliamo andare nei posti a parlare di cose serie, di problemi e di come risolverli, non più parlare delle vicende che non ci interessano. Vi faccio dei flash perché, tra l'altro poi a proposito di stampa c'è poi la diretta con Sky e quindi dobbiamo cercare di utilizzare e ringraziamo chi ci sta dando una mano in questo senso. Riduzione del numero dei parlamentari, parto prima dalle cose facili, riduzione del numero dei parlamentari, riduzione del 50% dei ministeri, basta accorparli,
Ci sono ministeri vuoti, in strutture enormi, che non fanno nulla. Io credo che sia utile metterli insieme per fare in modo che si possa far cassa e razionalizzare. Poi se leviamo un po' di burocrazia è anche meglio, perché io ho apprezzato l'intervento di Luigi quando ha detto c'erano 22.000 lavoratori, a Napoli non ne ho licenziato nemmeno uno. Sì, io sono contento di questo, sono anche sicuro, ecco, mettiamola così, che quei 22.000 lavoratori svolgono un lavoro utile per Napoli, perché il problema non è solo ti mantengo e ti do uno stipendio, però ti devo far fare qualcosa, perché se no non sei un lavoratore, se no riconosciamo un'altra cosa. Quindi anche in questo bisogna avere il coraggio, io non sto parlando di licenziare, ma sto parlando di utilizzare in positivo, e questa è una cosa importante. Riduzione del 90% delle auto blu, anche chi è sui tetti forse dall'alto non si vedono e quindi nessuno pensa più a toglierle, è facile, si tolgono e si chiude lì, non costa niente, anzi si risparmia. Riduzione drastica delle pensioni d'oro, non voglio parlare di Amato, ma insomma sono tornate di attualità. E quindi sono soldi. Di contro, ecco, alcune cose da fare. Attacco frontale all'evasione fiscale e la possibilità di confisca dei beni nel momento in cui gli evasori vengono beccati. Basta. C'è un problema. Ed è uno scandalo che ieri, vedete come tornano le varie tavole rotonde, perché non sono state improvvisate, come tornano le tavole rotonde. Il prefetto Caruso, da questo palco, ha lanciato una denunzia tremenda. Ha detto che nel Fondo Unico Giustizia ci sono i beni confiscati ai mafiosi. C'ha 100 miliardi di patrimonio, non parlo di sequestrato, io parlo ai tecnici, il sequestro è un provvedimento cautelare, quindi non definitivo, la confisca è definitivo, quei beni sono dello Stato, 100 miliardi di euro di beni. Cosa costa? Lui la chiedeva, l'ha anche proposta, non lo ascoltano, cioè non ascolta. C'è un governo che non ascolta, un prefetto che gli dice guarda c'hai 100 miliardi nel cassetto, vuoi usarli? E il governo dice no grazie. Non sono interessato, poi però andiamo limusidimu, no, il cittadino che deve pagare, vedete come funziona? Cioè questo. Ed è ancora più grave, perché ieri, e io farò una denunzia precisa su questo, circostanziata, ha detto che all'interno di quel fondo, a parte i beni, ci vuole una leggina semplice, consentire a chi gestisce il fondo o di darli quando servono per finalità di pubblica utilità o venderli. Lo Stato, capite, ci perdiamo due volte, cioè sostanzialmente stiamo mantenendo i beni dei mafiosi a spese nostre, cioè non so ci hanno fregato perché sono i mafiosi, poi dopodiché dobbiamo pure spendere per mantenerli, vendiamoli, stando attento ovviamente a non restituire ai mafiosi attraverso la vendita, questo è chiaro, questo lo lasciamo perdere. Ma lui ha detto un'altra cosa ieri, c'è 1 miliardo di euro, cioè un quarto dell'IMU, il 25%, in titoli, quindi cash, non da vendere, in titoli, ma non vengono utilizzati perché il Ministro delle Finanze non ritiene di firmare l'autorizzazione alla vendita perché ha paura e se poi cambia la valutazione e mi dicono che li ho venduti nel momento sbagliato, quindi che succede? Ma che aspetti Ministro? Valli a vendere subito! E io voglio sapere dal Ministro Saccomanni perché quando deve fare una legge per applicare l'IMU e per alzare le tasse o mettere la service tax non si preoccupa che i cittadini non ce la fanno e si preoccupano invece del ricorso, non so, forse di qualche mafioso che gli può dire guarda, ma hai venduto i titoli al momento sbagliato, ma sono confiscati, 1 miliardo di euro. Allora capite, questi sono temi e non costano, stiamo portando soldi. Questi beni, lo diceva anche stamattina Zipponi, è che devono servire. Scaliamo automaticamente l'IRPEF alle fasce sociali più deboli, 23 e 27%, automatico, lo vedi subito, non devi aspettare che vanno in cassa, poi vediamo quanti ne possiamo utilizzare perché nel frattempo li spendo per mantenere 4 auto blu, qualche parlamentare in più o qualche altra cosa, o qualche super pensionato, no, subito, in automatico, incasso 100, distribuisco 100, vedi come metti in moto l'economia, se c'è la volontà di metterla in moto. Altra cosa,
categoria partite IVA, lo dicevo ieri, abbandonate. Noi parliamo di 5 milioni di partite IVA nel nostro paese, non hanno diritti, sono soggetti senza diritti. Bene, io credo che anche rispetto a questi dobbiamo intervenire. Così come i lavoratori del terzo settore che svolgono un lavoro straordinario, sono anche lì 4 milioni, sono 475.000 associazioni nel nostro paese che si occupano di un settore straordinario, senza di loro probabilmente molte cose non si potrebbero fare, abbandonati, finiscono la carriera, non hanno nessun tipo di assistenza. Riconosciamogliela. Vado veloce perché sennò esigenze televisive. Le risorse, velocemente, perché dice, ma solita cosa, dove stanno le risorse? A parte quello che vi ho detto. Dall'evasione fiscale è facile, ma introduciamo la moneta elettronica. Se io non ho niente da temere, ma a me che mi frega di avere i contanti in tasca? Che motivo ho? Con la moneta elettronica, stai tranquillo che con la moneta elettronica è tutto sotto controllo. Chi non ha da temere non teme, chi ha da temere pagherà. E finalmente una volta. Sapete quanto incide questa banalissima rivoluzione italiana? 25-30 miliardi di euro. Io vi sto proponendo una manovra da 100 miliardi e nessuno di voi ci metterà un soldo. Certo qualcuno, qualche evasore, qualche soldo ce lo deve mettere, ma quello è un altro tema, no? Corruzione. Fare pagare le concessionarie dei giochi, stiamo facendo la battaglia, anziché fargli lo sconto di 2 miliardi, faglieli pagare tutti e 2 miliardi e mezzo. Semplice. Andare in Svizzera è dietro casa, cioè ci mandiamo magari qualcuno che è al confine per non fargli pagare i soldi della benzina a partire da Roma e andiamo a prendere questa tassazione di questi soldi messi lì dagli italiani che non hanno pagato le tasse e se li sono portati. Anche lì 25 miliardi di euro, vedete come sale il pallottoliere? Sale in entrata, non in uscita. Armamenti. Oggi il ministro Mauro ha dichiarato: dobbiamo chiedere finanziamenti per le missioni militari italiane. Ci vogliono 300 milioni di euro per l'ultimo trimestre da finanziare. Amico mio, insomma è esagerato. Ma togli gli effetti, a parte che forse è meglio non fare le missioni, e questo devo dire onestamente perché la guerra, noi siamo per la pace e il nostro gabbiano ha dei colori non a caso della pace, ecco, in questo siamo col Papa. Gli F-35, lasciali perdere, altro che finanziare le missioni, lasciali stare, non hai soldi per mangiare e compri aerei, no? È come quello là che non ha i soldi per mangiare e si compra la macchina ma poi una benzina per girare, quindi a parte gli armamenti. E anche questi sono 12 miliardi di euro, cioè non parliamo di poca roba. Ridurre le pensioni d'oro, basta prendere il 5% alle pensioni d'oro, quindi non parlo delle pensioni normali, quelle d'oro, parlo di quelle da 4.500 euro a salire, ecco, per essere chiari, così anche per avere il chiarimento. Anche questi sono 2 miliardi, che succede? Ho detto cosa che non dovevo dire, è calata la luce. C'è qualche pensionato d'oro qua che si aggira, no? 5% sono 1,5 miliardi, 2 miliardi. Tutto entrare? Io al di là del ponte voglio andare a portare tutte cioè, ma pensate che ci accoglieranno bene o male all'altra parte? Io questa è una domanda che mi sono fatto, no? Perché alla fine voglio dire, ridurre i membri e le società partecipate, qui qualche botta ce la danno, dall'altra parte qualche randellata la prendiamo, 1 miliardo anche qui. Riunire i comuni in maniera tale da fare in modo che si eliminino degli sprechi, eliminare il vitalizio dei parlamentari nazionali e regionali. E allora, avete visto? Io l'ho capito. Ho capito. Alzi la mano chi prende il vitalizio, ragazzi. Riduzione nella pubblica amministrazione dei costi con l'introduzione dei costi standard. Anche questo costo zero. E questo sapete non ci fa risparmiare? Ci fa risparmiare anche qui 10 miliardi. Abbiamo parlato di 100 miliardi di euro. Io credo che sia una bella manovra. Non abbiamo danneggiato nessun cittadino normale, nessun lavoratore onesto, nessuna persona per bene. Abbiamo solo ridotto sprechi e fatto pagare chi aveva ritenuto opportuno frodare e non pagare. A proposito del ministro, cioè del prefetto Caruso, un appello faccio, se mai arriverà dall'altra parte, me lo scriveremo evidentemente. Volevo ricordare che
questo Parlamento, che non autorizza a vendere il miliardo di euro di titoli dei mafiosi confiscati, non ha ancora nominato la commissione antimafia. Cioè il nostro Parlamento in questo momento non c'è una commissione antimafia. Sarà un segnale? Spero di no, e spero che sia una dimenticanza presi appunto dalle altre cose, però credo che anche questa vada sollecitata al più presto. A questo punto io vi dico, noi abbiamo la linea politica, l'abbiamo tracciata, questa vuole essere la nostra linea politica. Che linea politica è? Non lo so, io credo sia una linea politica che ribadisce la nostra posizione dalla parte dei cittadini. Io non saprei etichettarla, dalla parte dei cittadini. E vogliamo portare dall'altra parte del ponte proprio questo, il fatto di tornare dalla parte dei cittadini, di partire dai territori per fare insieme un grande progetto di governo del Paese, alternativo al centrodestra, e vogliamo andarci così, col nostro carico e non con le ginocchia piegate. Se qualcuno pensa che noi andiamo da qualche parte con le ginocchia piegate, si è sbagliato. Forse saremo mercoledì in piazza a vigilare il voto della Commissione, della Giunta delle Immunità, ma non perché ci interessi il destino di una persona, ci interessa lo Stato di diritto e il rispetto dello Stato di diritto nel nostro Paese, e per questo andremo a vigilare. E dietro l'alibi del voto segreto, che forse è meglio far palese, dietro l'alibi del voto segreto, noi, qualcuno ieri me lo ricordava, noi l'abbiamo già fatto nel precedente Parlamento, quando si votò la decadenza da parlamentare di Papa, e tra l'altro era una misura cautelare, non era la sentenza definitiva, era voto segreto. Infatti al Senato, per esempio, a quelli sottoposti al voto gli è andata sempre bene, alla Camera è andata male, perché c'era Tedesco, c'era altri, a quelli gli è andata molto bene perché la Camera col voto segreto ce l'ha fatta, il Senato. La Camera votò, noi abbiamo detto, c'è un dito perché devi mettere là dentro, c'è la vaschetta, no? Tu metti dentro la mano, voti. È chiaro che da una parte c'è il voto favorevole, da una parte il voto contrario. Allora, se tu voti con un solo dito e lo sposti dalla parte del favorevole o dalla parte del contrario, si vede, quindi ti fai fotografare. E questo noi abbiamo fatto, fummo i soli, l'Italia dei Valori, a farci fotografare con un dito solo messo lì a dimostrare che quel voto era coerente a quello che dicevamo. E noi crediamo quindi anche questo non costa niente. Non vogliamo rinunziare quindi alla nostra storia, al coraggio delle nostre idee. Non vogliamo annacquare le nostre idee per fini elettorali, ve lo dico anche, questo deve essere chiaro anche questo. Io difenderò le nostre idee e non intendo metterle in discussione con nessuno. Quelle sono idee che devono essere condivise, ma non certo annacquate per fini elettorali. Mai più comitati elettorali. L'Italia dei Valori non parteciperà mai più a comitati elettorali. Andrà col suo simbolo nelle piazze. Se saremo bravi, il consenso lo prendiamo. Se non siamo bravi, ce ne stiamo a casa. Ma non abbiamo bisogno di cercare altre sponde per poter ottenere il consenso. Noi vogliamo essere traino e non rimorchio per fare le riforme che rendano forti i deboli, protagonisti coloro i quali sono disoccupati, i giovani, coloro i quali oggi non ce la fanno e chiedono aiuto. Sono 14 milioni di persone, proprio quelli più deboli. E noi a un appello di 14 milioni di persone non ci sentiamo di rimanere zitti, ma anzi ci vogliamo impegnare tutti insieme. Io credo che questa è l'Italia dei Valori, questa è l'Italia dei Valori che noi vogliamo e questa è l'Italia dei Valori che noi dobbiamo fare volare insieme. Grazie.